Limana scende a Venezia per dire la sua sulla questione Terna. Ecco la richiesta di Renata Dal Farra, già assessore e ora consigliere d'opposizione nel comune limanese. La relazione presentata da Terna nei consigli la scorsa settimana non è andata giù ai membri dell'opposizione. Per i modi è stata data solo visibilità a Terna e aumentato la preoccupazione tra i cittadini, la contestazione, e per i contenuti. Mi pare che Terna si presenti senza una precisa motivazione, senza un documento progettuale, perché questo è solo un po' un riassunto di quello che è successo, e senza un preciso riferimento alla procedura di via in sé. E non penso sia corretto nei confronti del Comune di Limana e della popolazione. Ecco quindi la richiesta: scendere a Venezia in terza commissione regionale e far valere le proprie ragioni. In Laguna dovrebbero scendere Giovanni Campeol per l'aspetto tecnico, il rappresentante dei comitati Gianni Pastella per quelli sociali e la neonata commissione consiliare per quelli politici. Una novità in provincia, quella commissione consiliare sugli elettrodotti. Sarà composta dal sindaco, dall'assessore competente, da 3 rappresentanti della maggioranza e da 3 rappresentanti della minoranza. È una commissione abbastanza allargata perché abbiamo voluto che nella commissione ci fosse per ogni gruppo consigliare almeno un rappresentante. La richiesta di Dal Farra è ora sul tavolo del sindaco e si aspettano risposte in tempi brevi. C'è da relazionare su tutti gli aspetti che preoccupano Limana. Inoltre c'è da evidenziare come la risoluzione regionale che chiedeva lo stop alla via sull'elettrodotto non sia stata tenuta in degna considerazione dalla stessa Terna. Questa risoluzione non è neppure citata a pagina 30 del fascicoletto che oggi ci viene presentato, perché si ferma al 16 giugno, si dice che ci sono approfondimenti in corso, che ci sono valutazioni in corso, però mi pare come di capire che Terna non gliene importa assolutamente niente di quello che decide la Regione, di quello che chiede o di quello che delibera.